Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo i principali fatti sui quotidiani di oggi, vediamo alcune notizie che ritroviamo un po' su tutte le testate in primo piano. Intanto si torna a parlare degli spari durante la manifestazione del 25 aprile a Roma. C'è un responsabile, si tratta di un ragazzo di 21 anni che appartiene alla comunità ebraica e che ha confessato, ha detto sono stato io a sparare il 25 di aprile. Poi una telefonata tra Putin e Donald Trump dopo più di un mese e mezzo di silenzio tra i due leader. Hanno parlato per 90 minuti soprattutto di Ucraina ma anche della guerra in Iran. E poi invece per quanto riguarda il nostro paese si torna a parlare del caso della grazia a Nicole Minetti, grazia concessa dal Capo dello Stato, e poi questo dietrofront del Colle che ha chiesto ulteriori verifiche al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. E poi per quanto riguarda la cronaca c'è un colpo di scena per quanto riguarda l'inchiesta bis di Garlasco, la nuova inchiesta della Procura di Pavia che vede indagato Andrea Sempio. Per la Procura Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi e lo avrebbe fatto da solo, quindi cambia anche il capo di imputazione nei confronti di Sempio, non più un omicidio in concorso, ma sarebbe stato soltanto lui ad ammazzare 20 anni fa Chiara Poggi. Andiamo a vedere tutte queste notizie sulle prime pagine. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Ho sparato io il 25 aprile, sono le parole di questo 21enne che è stato fermato a Roma. Eitan Bondi, lo vediamo in questa foto, sono della brigata ebraica. E poi Lampi che dice una deriva estremistica. Il PM, tentato omicidio, ricordiamo che sono stati colpiti due coniugi, un uomo e una donna, che avevano partecipato appunto alla manifestazione dell'Ampi a Roma. La comunità ebraica però dice non è dei nostri, è la ferita, triste vederlo così imbevuto d'odio. Oggi c'è un ritratto sul Corriere, chi è Eitan, le armi, i coltelli e i lavoretti. E poi invece il rovescio della medaglia, un attacco antisemita a Londra, 2 ebrei sono stati feriti per strada. Dicevamo, Putin chiama Trump dopo un silenzio tra i due lungo un mese e mezzo, dall'Iran all'Ucraina 90 minuti al telefono, lo zar loda la tregua con Teheran. Vediamo invece per quanto riguarda il piano casa del governo. Alloggi, il piano del governo, 100.000 case, premi calmierati, ci sono fondi per 4 miliardi. Nel taglio centrale, negli Stati Uniti, il processo tra Sam Altman e Elon Musk. Musk in aula contro Altman, l'AI è come Terminator, ha detto il tycoon, la testimonianza al processo in California. E poi dicevamo a Garlasco, ieri sera è uscita questa notizia battuta dalle agenzie per la procura di Pavia che sta indagando, sarebbe stato Sempio l'assassino di Chiara Poggi, ha ucciso lui Chiara e lo ha fatto da solo, fissato l'interrogatorio per il 6 maggio, vedremo cosa farà appunto Sempio, se si avvarrà della facoltà di non rispondere. E poi il caso della Grazia Minetti, lo scontro sull'adozione in Uruguay, il provvedimento del Tribunale di Maldonado in Uruguay sull'adozione del bimbo affidato a Minetti al suo compagno Cipriani conferma che il minore del 2017 era stato abbandonato. Il procuratore di Milano che svolge i nuovi accertamenti ha acquisito l'atto, in corso le verifiche. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, anche qui stesso titolo del Corriere, sono stato io a sparare. Il 25 aprile fermato l'aggressore della coppia Ampi a Roma e un 21enne della comunità ebraica, la confessione e il ritrovamento di
armi in casa. E poi sotto, primo sì a Roma Capitale, scontro tra Meloni e PD. La riforma per dare alla capitale più poteri e farne un ente autonomo fa il primo passo, ma è scontro appunto tra la Premier e il Partito Democratico. La foto di Sempio in prima pagina, l'inchiesta di Garlasco, il PM convoca Sempio, ha ucciso Chiara da solo. E poi per quanto riguarda gli esteri, Trump insiste sul blocco di Hormuz e chiama appunto Putin. La guerra costa all'Europa 500 milioni al giorno. Von der Leyen, aiuti mirati. E a proposito di questi costi della guerra in Iran, vediamo l'apertura della stampa. L'Unione Europea, guerra, costi insostenibili. Von der Leyen, Hormuz, paghiamo $0,5 miliardo al giorno. Trump studia un nuovo blitz e sente Putin. Dai fertilizzanti per l'agricoltura, al carburante per gli aerei, al materiale per le strade. Il prezzo appunto che stiamo pagando per questa guerra. Anche qui la foto di Eitan Bondi, il responsabile di questa sparatoria del 25 aprile contro 2 manifestanti. Ho sparato il 25 aprile con una pistola, ricordiamo, ad aria compressa. Confessa il 21enne romano, sono della brigata ebraica. E poi Minetti, buchi dell'adozione, tutte le accuse dall'Uruguay, i controlli a Montevideo, la documentazione irregolare. Avvenire, i frutti dell'odio, sempre a proposito di questo episodio violento a Roma, fermato un 20enne per gli spari del 25 aprile sui militanti ANPI e della comunità ebraica che però si dissocia. E poi shock a Londra per questa aggressione invece antisemita, 2 persone sono state ferite con un coltello. Vediamo Meta nel mirino dell'Unione Europea, perché i minori non sono tutelati dai social di Meta, cioè Facebook e Instagram. Il 10-12% degli under 13 appunto è su Instagram. Ancora andiamo a vedere il resto del Carlino. Colloquio Putin-Trump, spiragli sulle guerre, questo è il titolo di oggi. Lo zar apre una tregua il 9 maggio con l'Ucraina e spinge per il cessate il fuoco per Stati Uniti e Teheran. Caro energia, il conflitto in Iran, abbiamo visto, costa all'Unione Europea 500 milioni al giorno, proroga al taglio delle accise, questo per quanto riguarda il governo italiano. E poi vediamo oggi l'intervista all'ammiraglio Bergotto, sminare Hormuz, la marina militare è già addestrata. Ancora il delitto di Garlasco, la svolta dei PM, Sempio ha ucciso da solo, Chiara Poggi sarà interrogato mercoledì. Tra le aggravanti contestate, sevizie, crudeltà e futili motivi. Ma c'è una notizia che è uscita da poco sul Corriere della Sera che parla del presunto movente che avrebbe spinto appunto Sempio ad uccidere Chiara Poggi, cioè un approccio sessuale che è stato negato dalla ragazza. Questo avrebbe fatto scattare la furia appunto nel giovane che poi l'ha uccisa. Quindi diciamo il movente sarebbe di tipo a sfondo sessuale. A proposito di movente a sfondo sessuale, leggiamo violentata in casa di notte, ex cognato e amico indagati. Accade a Bologna, la donna soccorsa in via San Giorgio. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere il Messaggero di oggi. Il PM convoca Sempio, ha ucciso lui Chiara. Nel taglio alto vediamo i 3 protagonisti di questa vicenda ormai infinita, svolta clamorosa dell'inchiesta su Garlasco: Andrea Sempio, la vittima Chiara Poggi e poi ricordiamo il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della ragazza. Certo è che se insomma poi tutti gli elementi dimostreranno che il vero responsabile è Andrea Sempio, è chiaro che siamo di fronte ad uno
dei più grandi casi di malagiustizia del nostro paese, con appunto Alberto Stasi che ha scontato più di 10 anni di reclusione proprio per la morte di Chiara Poggi. Quindi vedremo effettivamente che cosa accadrà e soprattutto cosa dirà Sempio, se parlerà durante questo interrogatorio la prossima settimana. Il titolo di apertura anche qui: spari a Roma, preso l'autore. E poi dicevamo i costi della guerra in Iran. I primi costi sono legati ai carburanti, all'aumento dei carburanti, con il petrolio che continua a salire. Il petrolio corre a $120. Accise, intanto oggi il decreto varato dal governo, piano casa, risorse per 4 miliardi. Vediamo il Sole 24 Ore, si parla del concordato per le partite IVA in primo piano, concordato rinvio al 31 ottobre, dai rimborsi allo stop agli interessi, più vantaggi per chi rinnova l'adesione. E poi l'allarme della CGIL: certificazioni uniche errate, entrate, anomalie corrette. Ancora, pagamenti della pubblica amministrazione, addio ai ritardi fuori legge via la procedura dell'Unione Europea. Archiviato il contenzioso sull'assegno unico, arriva la nona rata del PNRR. E poi si parla di una notizia che vedremo tra poco anche sulla stampa regionale, perché tocca anche la Sicilia. Balneari: fallisce il blitz della Lega per prorogare le concessioni. Una proroga legata a quelle regioni che sono state però colpite, a quelle aree colpite dal maltempo, e quindi dicevamo appunto la Sicilia, dopo i danni del ciclone Harry prima e poi di tutti gli altri cicloni che hanno causato appunto degli ingenti danni sul litorale, sulle coste appunto siciliane. Vediamo il Fatto Quotidiano: il Fatto che è stato il primo ad aprire questo caso di Nicole Minetti, a scavare su questa storia che poi ha permesso alla Minetti di ottenere la grazia dal Colle. Lei ha adottato questo bambino, questo orfano, uno straniero, un bambino tra l'altro malato che necessita di cure. Diciamo che questi requisiti le hanno permesso di avanzare quest'istanza per ottenere la grazia. Minetti smentita, ecco la sentenza sulla bugia dell'istanza di grazia. Arriva la prova dall'Uruguay: il bambino adottato non era abbandonato alla nascita. Scusate, ho detto orfano, in realtà era abbandonato alla nascita, ma ha i genitori a cui è stato sottratto con una causa, e il procuratore indaga sulla nuova Nicole. Libero, vediamo Pallini e Pallisti, questo è il titolo a proposito di questo agguato di questo giovane, di questo 21enne. Chi specula sulla violenza di Roma: preso l'uomo che ha sparato ai 2 membri dell'Ampia, un 21enne della comunità ebraica, e la sinistra attacca tutti gli ebrei. Le loro parole d'ordine sono guerra e prevaricazione. E poi la fotonotizia dedicata a Re Carlo III: Carlo conquista l'America e salva l'Europa. Lo vediamo appunto assieme a Donald Trump durante questa visita negli Stati Uniti. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco, facciamo anche controlliamo anche le ultime notizie dal nostro sito siciliaweb.it e poi ritorneremo alla lettura dei quotidiani di oggi in edicola. Ancora ben ritrovati, sempre in diretta su Telecolor. Vediamo i fatti di oggi sui quotidiani, ma vediamo anche gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it, che in primo piano mette questa notizia di cronaca: boutique del falso online a San Cristoforo. Siamo a Catania, il sequestro della finanza avviene in diretta. Sequestrati 1200 articoli contraffatti di famosi brand, ci sono 2 denunce. Qui vediamo una donna col volto oscurato, appunto era una di queste venditrici. E poi
Sempre per la cronaca, morto dopo il pestaggio in piazza, arrestato un 23enne, ancora azienda di ortoimballaggi in fiamme nel Ragusano. E poi la politica regionale. Ieri Schifani ha fatto questo famoso rimpasto, un rimpasto lampo in giunta, e ci sono 3 nuovi assessori, cambia soprattutto chi la guida della sanità siciliana. E allora ritorniamo alla lettura dei quotidiani di oggi, vediamo un po' che cosa è accaduto in giunta. Schifani cambia la giunta alla sanità, entra Caruso. Repubblica Palermo, rimpasto in formato ridotto, fuori Faraoni, conquista un posto, l'ex segretario di Forza Italia torna alla DC con Nuccia Albano, c'è in gala dell'MPA, salvati i 2 assessori a giudizio per corruzione. Stiamo parlando di Elvira Amata e di Luca Sammartino. E poi questa notizia, la prima patata bollente per il nuovo assessore alla sanità, tetto alle prescrizioni in subbuglio i medici di famiglia, 25 milioni in meno per la spesa farmaceutica e un tetto di 9.000 euro a trimestre per le prescrizioni da parte dei medici di famiglia che adesso insorgono contro la regione, contro l'ormai ex assessore alla salute Daniela Faraoni. La Federazione dei Medici di Base, guidata da Luigi Galvano, che si scaglia contro il decreto assessoriale dello scorso 30 marzo che taglia la spesa regionale sui farmaci dal budget iniziale di 410 milioni di euro a 385 milioni. Restiamo sempre sulla prima pagina, vediamo anche altre notizie. Intanto nel taglio basso, boe, cartelli ed agenti balneari, il piano a tempo per Mondello del comune di Palermo. E poi per la cronaca la morte di Simona Cinà, le indagini saranno archiviate. La giovane era morta in piscina durante una festa di laurea. Ma intanto andiamo a vedere all'interno queste notizie in primo piano. La notizia di apertura, cioè la politica regionale, Schifani ritocca la giunta, alla sanità arriva Caruso, torna alla DC con Albano, gli autonomisti ottengono un'altra casella con in gala gli enti locali, Faraoni fa spazio al segretario del presidente, la Lega viene ridimensionata. Vediamo questi assessori freschi di nomina, un nome quello di Nuccia Albano che ritorna, medico legale, deputata DC, rientra in giunta con delega alla famiglia. Poi c'è Marcello Caruso, segretario particolare di Schifani, nominato a sorpresa alla salute, e Elisa Ingala, commercialista, nominata assessore agli enti locali in quota MPA. Ma vediamo le reazioni da parte del campo progressista che insorge e rilancia la questione morale. Siamo alla sagra della poltrona. Queste le parole, questo è il commento dei big di PD, 5 Stelle e controcorrente riuniti all'Ars con i giovani della Restanza contro le nomine del governatore. Andiamo a vedere invece a Palermo il piano del comune per Mondello in attesa della sentenza del 14 di maggio del CGA. A tempo e con incognite il comune vara il suo piano per Mondello, un intervento da 300.000 euro in vigore però sino alla fine di maggio. La galla, non sappiamo se gestiremo tutta o solo parte della spiaggia segnaletica, boe a mare, sicurezza e servizi alla base del programma che prevede anche pulizia e decoro del litorale. Ancora andiamo a questa notizia di cronaca, perché si torna a parlare della morte di Simona Cinà. Morì in piscina durante una festa di laurea. Simona morì per un malore, l'inchiesta va verso l'archiviazione. La ragazza annegò in piscina durante appunto questa festa, ingroia legale della famiglia, però dice pronti ad opporci allo stop delle indagini, quindi la famiglia vuole andare avanti con la pista dell'omicidio.
Andiamo a vedere la Sicilia di oggi. Blitz di Schifani, rimpasto lampo, Caruso alla salute e ritorna la DC. Il governatore nomina 3 assessori, oltre al suo segretario, appunto Caruso, Albano e Ingala dell'MPA. E poi c'è questo editoriale di Mario Barresi, oggi la fattoria degli animali. Garlasco è stato lui, vediamo la notizia, insomma, è su tutti i quotidiani. Esempio che viene convocato dai PM per l'omicidio Poggi, ma vediamo anche le altre notizie. Niente proroga alle concessioni ai balneari, passa il ponte. E ancora una storia paradossale, casa demolita 50 anni fa ma arrivano gli arretrati IMU. Siamo a Porto Empedocle, la casa fu demolita nel 75, 4 anni dopo l'alluvione che colpì Porto Empedocle, ma ai proprietari continua ad arrivare l'avviso per l'IMU, stavolta però con gli arretrati. Andiamo all'interno a vedere intanto questo stop in Commissione Bilancio del Senato alla proroga proposta dalla Lega per le concessioni ai balneari che fanno parte, insomma, di quelle aree colpite dal maltempo. Salta il blitz della Lega per i balneari, il Senato approva il decreto ponte. Era un emendamento al decreto ponte, appunto, nulla di fatto anche per il caro materiali sollecitato dall'ANCE. La Lega ci ha provato di nuovo, ma ancora una volta senza successo. Al Senato il partito di Salvini ha tentato l'ennesimo blitz per prorogare le concessioni balneari, quantomeno nelle aree colpite da ondate emergenziali di maltempo come Sicilia, Sardegna e Calabria, e in quelle non meglio specificate danneggiate dall'erosione costiera. Un emendamento al decreto ponte firmato da un nutrito gruppo di senatori era stato approvato in Commissione Ambiente, dove il provvedimento era in corso di esame, ma non ha resistito alla tagliola della Commissione bilancio che tiene conto anche chiaramente dei pareri del MEF, del Ministero dell'Economia, che già aveva detto non ci sono le coperture appunto per una proroga. Andiamo a vedere la prima pagina di Catania con le amministrative in primo piano. Sono 9 i comuni della provincia etnea che andranno al voto e 27 gli aspiranti sindaci, tra soliti big e volti nuovi, cittadini alle urne a Bronte, Calatabbiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza e Trecastagni. E poi vediamo questi tempi duri per i mano lesta incastrati dalle telecamere. Sempre più spesso i titolari pubblicano su Facebook i video dei furti che subiscono, e questi sono appunto i video di 2 locali che sono stati presi di mira dai malviventi. In un altro video anche la lunga impresa di un ladro di grondaie. Vediamo la prima pagina di Palermo e provincia. In alto Termini Imerese, comune che andrà al voto, 10 liste per 3 candidati, in corsa 160 persone nella città portuale per 16 posti in consiglio. E poi ci sono gli altri comuni e tutte le sfide del palermitano come Misilmeri, Villabate, Altofonte, Polizzi Generosa, ancora Lascari e Pollina. In corsa per la poltrona c'è anche un candidato di 86 anni. Insomma, c'è sempre tempo nella vita. E poi ancora estranei allo scontro su Mondello, il piano del comune per la spiaggia. Questo è il titolo in primo piano, appunto il piano per Mondello di La Galla, che presenta gli interventi straordinari in vista della stagione balneare. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia. Rimpasto fatto, la sorpresa è Caruso, l'ex coordinatore di Forza Italia va alla sanità, in giunta rientra Nuccia Albano per la DC e poi Elisa Ingala per l'MPA. Campolargo alla prova, centrodestra tra le divisioni. E poi si parla anche di ospedali, intramenia, i medici sono in rivolta, il sindacato teme una migrazione verso il settore privato. Cambiamo quotidiano, vediamo anche la Gazzetta del Sud, Messina.
è uno dei capoluoghi siciliani che va al voto, in campo liste e candidati, al voto tra veleni e battaglie legali. Alta la posta in palio in riva allo Stretto, dove centrodestra e centrosinistra sfidano il sindaco uscente Basile, mentre tiene banco la querel sui 15 simboli di Sud chiama Nord, test significativi anche a Barcellona e Milazzo. Ancora regione, quindi politica regionale, fatto il rimpasto, la sorpresa è Caruso alla sanità, e poi anche qui si parla del decreto Ponte. Il Senato vota la fiducia sul decreto commissari, altrimenti detto. Vediamo Messina, 46enne danneggia il pronto soccorso del Papardo, ennesima aggressione che andiamo a vedere all'interno. Scusate, ho sbagliato pagina, eccola qui, devasta un locale del pronto soccorso, la polizia blocca e arresta una 46enne. Momenti di tensione all'ospedale Papardo, dove l'uomo ha rovesciato sedie, tavoli e inveito contro una guardia giurata che provava a calmarlo. È stato bloccato dagli agenti delle volanti. L'azienda aveva già organizzato un incontro per rafforzare la rete di assistenza psichiatrica. Qui vediamo appunto cosa ha combinato appunto quest'uomo all'interno del Papardo. E poi i sindacati, la sicurezza deve essere una priorità, l'intervento della UIL Funzione Pubblica e dell'UGL Salute Messina. Vediamo un'ultima notizia, sempre sulla Gazzetta del Sud, perché si torna a parlare del femminicidio di Daniela Zinnanti. A giugno gli accertamenti biologici sul femminicidio di Daniela al laboratorio di genetica forense di Palermo saranno effettuati tutti gli esami sul materiale che è già stato repertato. Con questa notizia noi ci fermiamo, qui vediamo appunto la foto della vittima, ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi aspetto con la rassegna stampa domani mattina, 1° maggio, saremo qui con voi per la lettura dei quotidiani. A tutti voi una buona giornata.